stato un periodo intenso ma proficuo, la comunità ha risposto bene, il Palio sta crescendo bene, ringrazio l'Ente Palio e tutti gli organizzatori, tutte quelle associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Oggi c'è l'ultima giornata, le squadre sono agguerrite ma ci sarà una buonissima competizione, quel pizzico di competizione che serve a creare comunità. Il tempo in questo momento si sta aprendo, quindi ci sta anche graziando, quindi io faccio ancora un in bocca al lupo a tutte le squadre, ringrazio ancora nuovamente il lavoro fatto dall'Ente Palio, ma tutti coloro che hanno contribuito, compresa la Protezione Civile che anche oggi è qua che ci dà una mano, e insomma vinca chi arriva primo. Grazie. Ma vogliamo dire un attimo a chi non lo conosce, a chi non sa, che cosa sono, che cos'erano questi bisnenti? Beh, bisnetti sono le nostre radici, sono quei cittadini dell'area montelliana che nel tempo della Serenissima hanno dovuto lottare insomma, con la fame e con la miseria, perché la Serenissima veniva a prelevare il rovere del Montello per le armi dell'arsenale, ma anche per costruire Venezia. E a volte quando la necessità insomma, di difendere la terra come faceva l'Arsenale, ma anche di creare una cosa unica al mondo, insomma ne siamo partecipi come area montelliana, l'ho detto anche prima, anche noi abbiamo partecipato a creare Venezia, ma soprattutto abbiamo scoperto che le nostre radici in qualsiasi modo, in qualsiasi forma riescono sempre a trovare il modo di riuscire a reinventarsi e a essere comunità anche in un periodo insomma difficile.